L'usura non approfitti delle difficoltà delle famiglie, il messaggio alla Guardia di Finanza del Presidente Mattarella in occasione del 246esimo anniversario delle Fiamme Gialle. Il Comandante Generale Zaffarana al TG1, massima attenzione alle infiltrazioni criminali nel tessuto economico. L'intervista è di Filippo Gaudenzi. Comandante Zaffarana, il periodo del lockdown è stato molto difficile per tutto il Paese, ma la Guardia di Finanza non si è mai fermata. La Guardia di Finanza ha continuato ad operare col massimo impegno, ma in questo momento mi sia consentito esprimere tutta la mia più affettuosa vicinanza ai finanzieri di ogni ordine e grado in servizio e in congedo alle loro famiglie che sono state pur esse colpite dal Covid. In un periodo così complesso, quali sono le insidie maggiori da affrontare? Penso alle possibilità di infiltrazione nel tessuto economico e finanziario sano del Paese da parte della criminalità organizzata. Penso al fenomeno del riciclaggio, dell'usura, delle frodi e delle truffe anche online in danno dei consumatori. L'impegno di tutti i finanzieri è quello di far sì che gli aiuti economici e le misure di sostegno che sono state disposte dall'autorità di governo possano realizzare gli obiettivi per cui sono state immaginate. È la festa del corpo, il bilancio dell'anno appena trascorso. Il 2019 è stato un anno di grande intensità e di grande fervore operativo. In alcuni settori fondamentali, soprattutto quali il contrasto all'evasione fiscale, soprattutto di matrice internazionale, il contrasto alla criminalità organizzata, la spesa pubblica, traffici illeciti di vario genere. Guardando al domani, Comandante, come cambierà la Guardia di Finanza? Il Paese sta cambiando e sarà attraversato da processi di cambiamento molto significativi nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni. La Guardia di Finanza accompagnerà questo cambiamento. Gli esteri